I cambiamenti climatici sono ormai una realtà con cui il Veneto si trova a far fronte. Piogge sempre più intense e più frequenti che richiedono sempre più interventi sul versante delle opere idrauliche. Il cambiamento climatico c'è, ma questo lo sapevamo, ma che dietro a questo c'è anche un'azione già in corso da parte della Regione Veneto su tutta una serie di pianificazioni che hanno il compito di intervenire su questo fronte. È di pochi giorni fa la notizia che i gas climalteranti in Veneto sono in calo, e questo non è un caso, e dall'altro sono state evidenziate in questo convegno tutte le opere che sono state messe in campo da tutti i vari soggetti, a iniziare dalla Regione, per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, bacini di laminazione, opere idrauliche, insomma di tutto di più, e questo sottolinea il fatto che non siamo all'anno zero, c'è ancora molto da fare, ma che la strada intrapresa è quella corretta. Se ne è parlato in un convegno all'Archivio Antico del Palazzo del Bo, un'occasione per presentare uno studio che ha evidenziato come i fenomeni atmosferici prendano forma in maniera diversa sul territorio veneto. Abbiamo visto che nelle zone montane possono arrivare fino a 700 mm in 2 o 3 giorni, valori che sono effettivamente molto elevati. I massimi per queste durate lunghe si verificano in montagna. Invece per le piogge molto brevi abbiamo visto che i territori che sono più soggetti a questo fenomeno sono quelli, direi, compresi tra le province di Padova e di Vicenza, per esempio la località di Montegalda. Invece per i valori di piogge intermedi durate tra i minimi e i massimi, la concentrazione è molto forte è lungo la fascia costiera. Gli investimenti in questi anni sono stati consistenti. Solo nel 2020 abbiamo messo a terra oltre 350 milioni di euro di investimenti nelle infrastrutture idriche, e solo per far fronte alla tempesta Vaia i gestori del servizio idrico integrato di Viveracqua del Veneto hanno messo a terra, in qualità di soggetti attuatori, oltre 26 milioni di euro stanziati dal commissario straordinario per l'emergenza.